e che si ritrovavano lì in una condizione disperata non soltanto per una rottura, per un distacco dalla terra d'origine, dalla terra madre, ma anche per una rottura, per un distacco da quella che è la famiglia originaria. In quel caso lì poi per andare a vivere in altre famiglie che erano completamente diverse, con altre abitudini, con altri sentimenti e diciamo pure con altro tipo di rapporti, perché essere domestica in quegli anni lì spesso significava non essere persone. È stato un fenomeno molto importante, adesso senza cercare dati particolari, ma una ricerca che era stata fatta proprio dalla professoressa Rudas e dall'Università di Cagliari intorno agli anni 70 in Sardegna aveva messo in evidenza come più o meno il 30% dei pazienti psichiatrici in Sardegna aveva alle spalle una storia di emigrazione. Questo è molto significativo dell'impatto che può avere un fenomeno del genere. Se questo è vero, credo che una riflessione importante che può venire fuori da qui deve riguardare i tempi di oggi. Qui ci si trova tra sardi e tra bergamaschi. Sia i sardi che i bergamaschi hanno sperimentato sulla propria pelle l'esperienza dell'emigrazione. Noi sardi ne sappiamo qualcosa, siamo qua, emigrati. Chi più o meno privilegiato, chi più o meno disperato. Però possiamo raccontarla questa storia in prima persona. I bergamaschi altrettanto. Paradossalmente prima si è parlato di bergamaschi che andavano a lavorare in Sardegna, ma tutto il mondo ospita bergamaschi. Forse i bergamaschi sono gli unici, insieme ai sardi, che hanno un'associazione legata al fenomeno della immigrazione. Mi raccontano degli spostamenti verso la Svizzera qualche decennio fa. E ancora oggi capita di incontrare proprio nei reparti di psichiatria della Bolognini, dove lavoro, dei pazienti che hanno in famiglia, se non addirittura nella loro vita personale, una esperienza di emigrazione in Svizzera. Allora, se questo è vero, forse questa esperienza deve servire a qualcosa. Deve servire a capire il dramma che noi abbiamo vissuto, ma che oggi colpisce altri milioni di persone. Succede un fenomeno purtroppo nella vita degli uomini. Quando si diventa adulti ci si dimentica di essere stati bambini. Allo stesso modo, quando si raggiunge una certa condizione di benessere, spesso ci si dimentica della povertà che abbiamo sofferto. Ecco, se questo sforzo che stiamo facendo oggi di incontrarci qua a riflettere, a ragionare, a studiare, anche a raccontarci delle pagine importanti della storia dell'uomo come se fossero delle favole, allora io un richiamo lo farei, proprio perché questa esperienza di questi giorni nasce da storie di emigrazione. Forse dobbiamo dare un contributo a capire questi fenomeni migratori di oggi, coi quali dobbiamo fare i conti, anche perché nei nostri ospedali queste persone arrivano con gli stessi disturbi che hanno colpito i nostri padri e di cui anche noi paghiamo le conseguenze.
non ho altro da aggiungere. Grazie. Il dottor Maieli ha rivestito di emozioni quello che viene sempre osservato, viene riportato il fenomeno migratorio con molta freddezza, con molto distacco, eccetera, di cui però appunto che sottintende queste catastrofi personali, questi sradicamenti totali e queste nuove vite che non sempre sono nuove vite così entusiasmanti, ma a cui grande parte dell'umanità c'è stata costretta, e che bisogna appunto raccoglierci intorno alla dimensione umana di queste migrazioni. Direi che è stato assolutamente utile, necessario e doveroso. I bergamaschi, ricordo l'emigrazione verso la Francia nell'Ottocento per i boscaioli, e poi l'emigrazione un po' minore rispetto ad altre regioni verso gli Stati Uniti o verso l'Argentina. E comunque rimangono sempre, perché quando poi sono là si sentono appunto l'unico di fronte a delle società multirazziali, multiculturali, melting pot. In realtà io ho la terza generazione di miei parenti che sono trasferiti negli Stati Uniti, in cui la terza generazione qualcosa di italiano parla ancora. Le radici, ecco, rimangono, e rimane qualcosa sempre nel cuore.